Eccoci qua, siamo col mister Tele Gabriele di Breganza. Allora, mister, cosa salviamo e cosa non salviamo di questa prima partita? Beh, non salviamo sicuramente i primi 2 minuti. Se guardiamo, siamo entrati contratti in pista, l'emozione. Esatto. Speriamo che l'emozione duri solo la prima di campionato, mettiamola così. E poi se guardiamo, tolti quei 2 gol, soprattutto il primo tempo abbiamo fatto una bella partita. Il secondo tempo sì, devi rimontare, qualche episodio dubbio, rigori, non rigori. Il 3-0 ci ha un po' tagliato le gambe, per modo di dire, nel senso c'era un rigore dall'altra parte, diciamo, che poteva essere fischiato, quindi potevamo andare potenzialmente 2-1, ma anche per tutte le occasioni che abbiamo creato. Il loro portiere è stato molto bravo in qualche circostanza. Sì, esatto, infatti ho fatto i complimenti a Mugnaini, perché secondo me nel momento in cui dopo la doccia fredda, che ha portato sotto però ha quasi svegliato poi i ragazzi, sì, esatto, siete veramente saliti al loro livello e avete avuto delle occasioni, sicuramente più occasioni nel primo tempo, sì, per Breganza che per Follonica. Poi un super Mugnaini ha detto di no. Il secondo tempo invece ve la siete giocata, poi qualche episodio sfortunato, però diciamo che puoi uscire soddisfatto da questa prima di campionato, tolti, come hai detto tu, i primi 2 minuti. Sì, beh, soddisfatto per modo di dire, insomma, se partivamo facendo un punticino o di più, io ero molto più contento. Avevi messo nel tabellino almeno un punticino oggi. Beh, insomma, l'effetto sorpresa di iniziare da neopromossa, gli altri non sanno cosa siamo, cosa facciamo, ci poteva stare, e se guardiamo bene, tolti i primi 2 minuti, ce la siamo giocata. Sì, sì, veramente, una bella prestazione. L'ho detto durante tutto il commento, secondo me avete giocato a livello del Follonica, e il risultato, soprattutto a metà, alla fine primo tempo, era bugiardo, perché tante occasioni, per sfortuna o per bravura dell'altro portiere, vi hanno penalizzato. Sì, se uscivamo sul 2-1 ci si credeva di più sicuramente, però i ragazzi hanno tenuto botta fino alla fine, sì, sì, da quel lato psicologico mentale può essere contento. Certo. Mister, in bocca al lupo, ci vediamo alla prossima. Grazie mille. Ciao.